Noi siamo uniti, cercheremo di fare il più possibile insieme anche ai sindacati che ci stanno aiutando moltissimo, però è una situazione difficile perché personalmente stiamo vivendo con speranza ma anche ormai un po' di disillusione. Gli affari non vanno male, ma l'Azco Nobel ha comunque deciso di chiudere la sede di Peseggia, le cui mansioni saranno trasferite in Svezia. Tra i suoi 50 lavoratori non è comunque svanita la speranza di un ripensamento dell'azienda o di un nuovo acquirente disposto a rilevare lo stabilimento. Prende però anche corpo la preoccupazione verso un futuro che da giugno si presenta incerto. Non me l'aspettavo così, una chiusura così repentina, si sperava magari in un'altra mobilità perché ultimamente i periodi davano tutti questi segnali, però. Ci sono diversi sentori ma non si pensava alla chiusura immediata dal mercoledì al giovedì. In più ho 2 bambini da crescere di 3 anni, un mutuo non è facile. Tra chi lavora per la multinazionale olandese ci sono anche i dipendenti impiegati da qualche decina d'anni e chi è più avanti con l'età e chi teme maggiormente di incontrare difficoltà a trovare una nuova occupazione. E come lo vede il suo futuro? Essendo vicino ai 50 non tanto bello perché ovviamente si fa fatica a trovare lavoro e la situazione non è delle migliori. Quindi sicuramente dovrò cercare un posto di lavoro che dovrò capire quale azienda che a una persona che manca pochi anni di lavoro possa ritenere utile l'assunzione. Vediamo. Io ho 3 figli, sono monoreddito. Ovviamente i figli sono in crescita, mangiano come lupi, hanno bisogno di tutto, vestire, mangiare, gli sport. Non so, non vedo futuro.